Ciao amici e benvenuti, questo è l'episodio 86 dove tenteremo di finire questa lunga guerra contro il mezzo mondo. Insomma, potete vedere qui le coalizioni in campo. È quasi una guerra mondiale, insomma. Anzi, senza quasi, manca solo l'Asia, diciamo, esclusa la Russia, poi è una guerra mondiale. E già nel 600 qui si combattono guerre mondiali, siamo un po' avanti, siamo molto avanti, soprattutto nelle cose negative, no? Ok, riprendiamo e speriamo un po' di concludere. Ecco, questo sembra già un buon segno. Andiamo ad assediare pure la Zelanda qui. Spero che presto. Ok, qui distruggiamo questi olandesi che hanno osato schierarsi contro noi in guerra. Noi gli volevamo tanto bene, ma loro ci hanno minacciato e faranno la fine che meritano. Mi pare anche giusto. E gli affonderemo anche la flotta, tanto per. Tanto per. Vediamo se riusciamo magari a finire sti assedi. Ecco, abbiamo finito pure questa colonia. Io direi di proseguire da queste parti. Sunda, vai. Allora, possiamo. Ah, ci hanno fregato il cardinale, eh? Stiamo attenti. Questi ladruncoli. Da 4 soldi. Allora, io se gli affondo la flotta sono contento. Poi magari non sarà necessario. Ma mi sto divertendo abbastanza. Poi magari me la affondano loro, che così siamo a posto. Vediamo se riusciamo prima dell'attacco russo a vincere questa assedia. No, eh? No, no. Qui arrivano delle armate non da poco. La Boemia, non potremmo far pace con la Boemia magari? No, niente da fare. Non hanno leader sti pazzi. Questi invece stanno facendo a caffa il loro dovere. No, stiamo guadagnando un sacco di soldi nonostante queste perdite. Io non riesco a capire neanche come sia possibile, ma questi ci attaccano in maniera congiunta. Aie. Se fossero stati uno solo andava bene, ma qui arrivano pure altri russi, non so io. Forse ci conviene ritirarci semplicemente. Se qualcuno mi seguisse sarei anche contento. Non si sa cosa stiamo facendo questi. Ad esempio, voi cosa stareste facendo a Colonia, a Treviri? Costanza, scusate. In questo posto qua, sostanzialmente. State attaccando me, maledetti. La vedo brutta. La tribù è diventata uno stato. Capisco. Voi? Vuoi dire che non potrò più dichiarare guerra e che è meglio che mi sbrighi?
il significato nascosto è questo. Vediamo. Allora, vediamo un po'. Eccoci qua, sotto attacco. Oh yeah. Se la stiamo vedendo un po' brutta. Se non ci aiutano, ci aiutate? Ok. Sta guerra qui ci sta costando un occhio della testa. Però li facciamo fuori, dai, li facciamo fuori. Grazie ai francesi questa volta. Però li strafacciamo fuori. Vai. Qui come sta andando? Meno 28. Meno 50.000. Ah. Tu cosa vuoi fare? Costanza? No, Costanza no. Se proseguiamo ancora un po' questa guerra... Oh. Ho l'impressione che andrà a finire male. Allora. Ok, qui possiamo andare di qua. In realtà non ci servono tutti, magari un'altra parte la mandiamo di qua. Perché sta andando un po' male. Ok, abbiamo vinto di nuovo. Non si sa. Loro hanno guadagnato tradizione militare, non si sa come, però. Questi sono forze nemiche. Vediamo un po' di farli fuori, ragazzi. Vogliono tenere Paolo della Rosa. Teniamo Paolo della Rosa. Ok, anche in Turingia. Will. Andiamo qua. Vediamo se adesso ci accettano la pace, sti pazzi. Non ancora. Per un pelo. Tra poco l'accetterete, l'accetterete. Alla fine del mese l'accetterete. Probabilmente. Cordova si è arresa. Vediamo se la Francia si vuole arrendere. No, la Spagna, scusate, la Spagna non si vuole arrendere. Però adesso forse la Bavaria accetta. Allora, vediamo un po' che razza di... Qui non possiamo chiedere niente. Gli chiediamo solo di liberare Augusta. E basta. Era così difficile. Accettate, bravi. Eccoci qua. Ormai è tempo di far paci qua. Io direi che... Ma andiamo solo all'attacco con questi per aiutare un po' gli alleati, ma per il resto... Oh, no. Sono arrivati un sacco di nemici, allora ce ne fuggiamo. Ormai non ha più senso proseguire qua. Direi.
Dove stanno andando? No, questi sono impazziti. Allora, vediamo di fare un'altra pace. Chi c'è? La Spagna è l'unica che vuole far guerra. Io voglio che tu liberi invece Abenaki, maledetta. 42, non vuole assolutamente. E io le blocco i porti, no, non posso perché sono impegnato qua. Vediamo allora se l'Olanda vuole far pace. Libera. Le Fiandre sono un po' troppo. Friesland, un po' poco. Le Fiandre fanno parte dell'impero però? No. Mi piaceva però l'idea di... Ma Friesland è solo qui? E non ci sono altre province qua? Allora, diciamogli pure no. Di liberare Friesland da un lato, darmi i soldi dall'altro e cedere Limburg a Colonia non si può? No. No. Come no? Tra l'altro è mia vassalla, maledetta. Certo che me la... solo una pretesa, maledizione. E non posso trasferire naturalmente il controllo. Vabbè. Quindi questa sarebbe già la pace. Volendo potrei farla. Non so se conquistare qualcosa. No, non posso. Però se la vendessi a Colonia potrei. Ma sì, facciamolo. Qui chi si arrabbia? Questi malefici. Boh. Purtroppo non posso trasferire il controllo a Colonia, se no... Non ci ho pensato a questa cosa. Io qui dove vado? Non si sa. Mi conviene lasciare un minimo d'assedio e andare all'attacco. No, qui è un disastro. Miglioriamo un po' con la Francia. Possiamo di nuovo scomunicare. La Francia vuole farsi scomunicare, secondo me. Abbiamo finito con l'Olanda. Io speravo di riuscire a far fuori la flotta, ma non sembra facile. Miglioriamo un po' con la Svezia, dai. Da Gibilterra andiamo ad attaccare. Gian Gastone è morto proprio.
nel momento sbagliato. Dov'è? Allora, e questo è qua. Palla vicini, però è libero? Sì. Siamo inseguiti però. Ui. Vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. No, hanno vinto subito. Andiamo a far fuori questo. Dai, questa musica mi si addice a questa battaglia. Vediamo di far fuori gli spagnoli. Possiamo farcela. Sì. Buono. Qui siamo partiti alla stragrande. Li stiamo bombardando. Ecco, questo era quello che si meritavano per non essersi arresi subitaneamente, prontamente. Attaccati al lato giusto e distrutti in maniera completa e assoluta. Vediamo se adesso hanno cambiato idea. Io direi di andare. Dove possiamo andare? Valencia, andiamo. No, cosa fanno questi? Vabbè, andranno a uccidersi. No, non c'è leader, quindi uccidono. Ma fanno bene, fanno bene. Vediamo se riusciamo per caso con un colpo finale. Vediamo se adesso si arrendono. Se non si arrendono dovranno far cadere la capitale. Appunto. Se sono contenti. Bene, abbiamo colonizzato qua. Non è ancora caduto qui. Ci mancano 56.000 uomini. Bene. Come il nostro esaurimento di guerra è alto. Quanti siamo qua? Non si capisce niente. Io andrei a bloccare a sto punto. Però non con quella genovese magari. Con
Con chi abbiamo fatto pace prima? Con la Bavaria. Bavaria. Non niente a male, no? Stiamo tranquilli, stiamo buoni amici. Ho liberato solo Augusta, tutto sommato. Ho diviso la tua capitale da tutto il resto della nazione. Siete contenti voi però, dai. Vediamo cosa dice la Russia. Ci vuole dar cuneo e smettere la colonizzazione di Micmac. Avete Micmac? Voi? Ah, Portogallo. No, grazie. È una interessante proposta, ma non è di nostro gradimento. Se riusciamo a far fuori... Vabbè, facciamo fine. Facciamo così. Sono caravelle, tra l'altro, barche. Poi le ricreiamo. Boh, vabbè che alla fine cambia poco. Qui non ci siamo accorti di essere attaccati dai russi impazziti. Ma loro hanno un leader. Qui altro che leader. Ah, però per fortuna c'è Alexander. Il re francese direttamente a capo ai suoi uomini. Non so. Ci togliamo da qui. Sarebbe un peccato. Ma no, lasciamo che si uccidano semplicemente, senza troppe complicazioni. Abbiamo preso una nave? No. Un reggente in Russia. Va bene. Non siete stufi di essere sempre sconfitti voi? No, dove vi ritirate voi? A Brescia. Chi arriva prima? L'impressione è che scomparirete presto. Madrid è caduta. Ma io penso che magari adesso accetterete anche le nostre offerte generose di pace. Toledo è caduta, vai. Ok, finalmente la battaglia navale ci sarà. Vediamo come andrà. Accetti finalmente, eh? A questo punto mi fa anche passare la voglia di fargliela passare liscia. Vabbè. Potrei chiedergli pure il Labrador. Innu.
Questo no. No. Sto facendo confusione allora. Ecco. Ma non ci importa, non ci importa questo. Dai, facciamo allora quello che dovevamo fare. Potremmo anche liberare qualche nazione assurda, tipo Granada. La liberiamo. Ma sì, liberiamo pure Granada. Così per sport. E facciamo pure questa offerta alla Spagna. Hanno rifiutato di colpo. Non si sa. Come sta andando la battaglia navale? Oh yeah. Siamo 46 e stiamo perdendo. Forse ci conviene far pace. No. Hanno troppa manovra queste navi. Sono anche troppe in più. Speravo che la grande quantità di navi di trasporto facesse qualche differenza, ma di navi pesanti, ma evidentemente no. Perché sono navi della stessa qualità. Non riesco a fondargliene nemmeno una. Ah sì, un po' sì, dai. Lo stiamo affondando un po'. Anzi, potrei anche... Non so chi sta vincendo in realtà. Forse stiamo vincendo noi. Perché la Spagna ha rifiutato l'offerta? Pazza la Spagna. Stanno perdendo navi in continuazione. Io dico che qui stiamo vincendo. Gamba corta, dai, teniamo gamba corta, che è contento. Stiamo perdendo un po' di navi anche noi per adesso. Qui perderemo una nave. E vediamo di far pace, vediamo di non perdere altre navi. Adesso accettano, eh. Ma pensa tu. Quindi rilasciate questi qua. Fate magari a meno di qualche patto che ci sta antipatico. E poi per il resto, vabbè che... No. Potevamo optare per la vittoria totale a questo punto, però... No dai, non ne vale la pena di continuare la guerra. Andiamo così. E vediamo di far pace. Vai. Siamo un po' sovrastesi, dicono. Vediamo se gli spagnoli adesso hanno capito che nelle loro condizioni non ha molto senso quello che stanno facendo. Il 29 arrivano. Allora il Portogallo, andiamo prima al Portogallo allora. Non possiamo cambiare molto, quello che abbiamo fatto è fatto. Va bene. Penso che questa sia finita.
Rimane qualcuno qua? No. No. E non possiamo neanche fare guerre infinite. Friesland è di nuovo libera. Allora, vediamo un po' se questi hanno capito. No, sono regrediti, sti maledetti. Perché? Cosa vi abbiamo fatto per farvi regredire di nuovo? Allora, la Boemia. Vediamo se la Boemia vuole fare pace separata o meno. No, non fa nessuna pace. Anche se si meriterebbe una bella punizione. L'Ungheria, ah cavoli l'Ungheria. Ci siamo dimenticati per un bel po' dell'Ungheria. Volevo liberare... Wow. Un po' di nazioni volevo liberare dall'Ungheria, ma non sarà questa volta evidentemente, perché ci siamo dissanguati anche abbastanza per questa volta. Limburg. No. Io volevo cederla a Limburg. Che però non si può cedere ora, vabbè. La rivolta è Limburg. Ok, andiamo a Limburg. Dov'è che abbiamo qualche mercenario? Qui queste sono 3 regioni intere. Mio Dio. Messe un po' male, devo dire. Questi non ci sono più. Va bene. Gli unici mercenari sono qua. Andiamo a Limburg. Speriamo di vincere qua. A questo punto. Dov'è quella ex colonia che è questa? No, non possiamo dichiarargli subito guerra. Cosa offre la Russia? La sconfitta. Buono, abbiamo una colonia. Allora adesso se non fanno pace ecco, fate pace, bravi. Bene. A Benaki possiamo dichiararvi già guerra, voi? Tanto per curiosità. No, siamo in tregua, vabbè.
E qui manca quindi nessuno. Facciamo sta pace e chiudiamo questa lunga storia. Naturalmente questa non potremmo mai avere, però Savoia da sola sì. Più strategica Cuneo. In ogni caso andiamo sovraestesi. Per ora non lo siamo. 6 tasse base però è il massimo che possiamo avere. Cuneo ne ha 6. Vabbè, allora facciamo Cuneo, chiaramente. E poi potrebbe essere vassalizzata, ok, la prossima volta. Dovremmo fargli liberare qualcuno. Wow, Novgorod. Gli facciamo liberare Novgorod, ridicolo, però ci sta. Questi costano meno, però costano punti che non è poco. E chiudiamo anche questa guerra così. Bene, allora vediamo di capire qualcosa qua. Riduciamo un po' di esaurimenti di guerra e ci prendiamo Cuneo, ci integriamo Cuneo. Andiamo a migliorare la tecnologia. E a sto punto anche questa. Mentre Limburg la dobbiamo vendere subito, fra 20 giorni. Carlo Sforza. Allora, dov'è l'armata iberica che si è persa per strada? Eccola qua. Sarà un po' difficile. Forse ci conviene far tornare questi. Tanto che ci riusciamo, vai. La rivolta di Limburg mi sembra un po' inevitabile. Speriamo non ci siano eventi dovuti alla sovraestensione, ma per il resto sembra tutto ok. Mercantile genovese torna a Genova. E Limburg, vabbè sì, la vendiamo. A 20. Vai. Manteniamo pure Gentileschi. Nicolas, mi dispiace, ti distruggiamo. Non se ne parla. Mio Dio, che guerra che è stata però. Finalmente siamo di nuovo in pace. Stiamo integrando, non senza difficoltà, e questa volta staremo forse ancora di più in pace dell'altra. Armati Venezia questa. Vabbè, mandiamo la Venezia.
Miglioriamo con la Boemia. La Bavaria. L'ANSA ci offre di nuovo un matrimonio reale. Di nuovo, sì. Che però non è molto utile al momento. C'è morto l'esploratore, chissà perché. Vabbè, almeno guadagniamo punti pieni adesso. Questa è una legione intera. Mio Dio. Dovrà un po' risistemarsi. Un nuovo cardinale. Naturalmente. Mille uomini precisi abbiamo fatto. Non ci siamo neanche accorti. Allora, vediamo un po'. Ok, ne rimane solo uno, francese in tutta la curia. Poi il resto è tutto nostro. Mogadiscio ha dichiarato indipendenza. Ah! Wow, qui c'è stata una leggera rivoluzione, potremmo dire. Si volevano occidentalizzare, questo è stato l'effetto. Dovremmo forse riunire le armate. Diplomatico. Spagna e Savoia sono alleati adesso. Vabbè, abbiamo un corridoio finalmente qua. Abbiamo le galee che non servono a niente. Infatti sono tutti galeoni. Caracche adesso. Poi ci fanno perdere le battaglie. Le caracche. Non è il caso di tenerne. Io direi di sbarazzarci delle galee. Delle galee. Di tutta sta robaccia, che anche le cocche. Non è possibile avere ancora cocche. Bene. Ci sono altre caracche? Galeoni, galeoni, galeoni. Non sembra. Va bene. Allora, prendiamo queste, le affondiamo. E facciamo, io direi anche 14 navi pesanti. Beh, forse... Ma sì, facciamole, se no non abbiamo la superiorità navale, a quanto pare. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Buono. Potremmo fare qualche edificio speciale. Ah, l'Austria però adesso sta esagerando, eh? Sta esagerando. No, vabbè, sì. Finché si scannano tra loro non c'è niente a dire. Però l'Austria adesso se la cava meglio, mi sa. Speriamo non vinca. Qui mi sa che c'è una armata di Venezia. Una strana armata di Venezia. Non si capisce più niente alle nostre. Abbiamo fatto un po' di confusione. Ma forse potremmo anche far fuori questi
Ma al momento no, in realtà. Allora, dov'è? C'era stata una ribellione? No. È stata fatta fuori, comunque. Quale sarà l'altra parte di questa armata? Forse questa? Non si capisce. Allora, la legione questa è a posto, tranne che gli manca l'artiglieria. Poco, diciamo poco. Queste due non sono complementari, esattamente. Questa nemmeno, è una metà. Non si capisce più niente. Vabbè, meglio ricomporle forse a questo punto. Allora, tranne questa. No, anche questa gliene manca una, maledizione. Abbiamo proprio una flotta di 20 come una legione, va bene. Vediamo se... Questa è da 20 tranne... Allora, io direi queste tre le ricomponiamo. Allora, noi dobbiamo iniziare anche noi sta crociata però, eh. A Benaki. Chi ha dichiarato guerra da... Chi ha osato? Pecò. Chi è... Questi? Che sono? Protettorato di Nuova Venezia? No! Maledizione. Ah. Come faccio a dichiarare guerra istantanea? No, tutti troppo lontani. Questi staranno già attaccando e siamo fregati. Speriamo vinca Benaki. Potrebbe vincere, dai. Grandi. No, scherzavo. Hanno più tecnologia quelli. E non vincono. Allora, vediamo un po'. Qui siamo pronti e ce ne andiamo in Spagna. In Andalusia, dai. Allora, qui che cosa c'è? La legione africana che non è più in Africa. Qui gli manca un sacco di cose. Un sacco, in realtà non molte. Mettiamocene una, due. Mandiamola qua. Poi questa è completa, la mandiamo a Venezia. Armate di Lombardia la mandiamo qua. Armate di Brescia. Questa la mandiamo qua. Macedonia, dai. Vediamo come va la battaglia. Grandi Abenaki, avete reclutato... Allora, siete stati... Ah no, abbiamo la tregua. Allora distruggete i Pecò, dai. Dai, noi non possiamo far niente. Dipende tutto da voi. No, 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 no. Distruggeteli. Mio Dio, no. Perdete, vi prego. Ok. No, sono arrivati però perdono, vero? Non si sa. Ok, questi vengono già fatti fuori. Andiamo di qua. Chi è questo? Vivaldi ce lo teniamo a noi, ragazzi. Bene. Non so più che farmene di tutti sti... Allora, magari uno in Congo. C'era qualcosa a fare in Congo.
Allora mettiamo di nuovo velocità elevata. Però qui è un po'... Allora, qui manca l'artiglieria. Quattro. Va bene qua. Altri due e va bene. E gli altri dove sono finiti? Non si sa. Scomparsi. Abbiamo unito dei reggimenti artiglieria senza accorgersene. Abbiamo perso reggimenti. Probabilmente ci manca una regione. Ci manca parecchia roba probabilmente. Ok, abbiamo avuto successo anche qui nella colonizzazione. Forse potremmo chiudere anche questo episodio. Qui pure si ribellano, ma ormai sti ribelli hanno fatto una brutta fine. Il nostro agente è stato subito scoperto. Naturalmente. Chi erano sti ribelli che non ho capito? Georgiani, ma... Ah, Russia possiamo guadagnare tasse base che non ci servono in realtà. Oppure, però in realtà le tasse base aumentano anche la manodopera, se non sbaglio, quindi anche se la manodopera ci servirebbe, ma vediamo se avrà un aumento da 35. No, quindi scherzavo. Però st'Austria sta vincendo un po' troppo volentieri. Non volevo proprio ridurre così male. Vabbè. Gli passerà la voglia, insomma, di dichiararmi guerra. Quello è sicuro. Questi li farei anche fuori, tanto. Allora, manca l'armata italica, o sbaglio? Africa. Esatto. Dovremmo ricostituirla quando avremo la manodopera necessaria. Vediamo come sta andando qua. È morto, c'è morto un cardinale. Qui stiamo rischiando di perderci il controllo totale, a cui tengo così tanto. Bravi Abenaki, fate fuori il mio protettorato malefico. Che fortuna, vi ho scomunicati ma siete i miei eroi. Tra 5 anni vi integro molto volentieri. Allora. Che si combina qua? Giappone, ciao. La Russia, dai, miglioriamo un po' con la Russia. Non dimentichiamo la Russia. Abbiamo una nuova colonia finita. E questa maggiore velocità per le colonie è stata utilissima. Mi chiedo fino a quanto duri. Sarà già ispirata? No, colonia... Non mi ricordo quanto durasse, a dire il vero. Colonial Expansion dura per sempre. Questo dura solo per un altro anno.
È stato davvero utile, appunto. Ecco, mi viene in mente adesso che abbiamo un obiettivo, noi in effetti, che stavamo dimenticando. Tra poco possiamo anche integrare il vassallo. Ah no, possiamo farlo subito. Beh, allora richiamiamo gli ottomani. Vestiti produciamo a Sulu. Non pensavo si producessero vestiti. Allora, Sulu. Ci sono due eventi. Sulu è qua. Ma siamo cresciuti molto rapidamente. Produciamo vestiti, va bene. Avventure coloniali. Possiamo o ridurre il costo della tecnologia, ma aumentare il costo delle navi. Però in tecnologia siamo di 7 anni avanti tempo, quindi non ci importa. 7 anni, però fra 10 anni allora, se no il costo delle navi per 10 anni. Vabbè, non ci importa il costo delle navi, a dire il vero, siamo ancora più ricchi di prima. Meglio ridurre la tecnologia. Bavaria, Friesland. Vabbè, aspettiamo ancora un po', andiamo avanti. Ah no, qui c'è, le tariffe sono troppo alte, quindi... questo è fantastico. Come sono troppo alte, Messico? Sono bassissime le tue tariffe e le volevo proprio alzare. Eccolo lì. E questo... Meglio mostrargli chi comanda le colonie, giusto? È giusto questo. Non siamo abbastanza ricchi noi. Ecco, altri 2 ducati in più al mese ci faranno comodo. Questi aiutaia si stanno un po' espandendo troppo. Aiutaia. Allora, l'obiettivo era creare pretese su Braganza, cosa che facciamo. Esatto. E abbiamo un colono libero a questo punto. A dire la verità abbiamo addirittura 2 colonie in meno del regime. Ah, possiamo farle in Giappone? Wow. E direi che a questo punto andiamo in Giappone. Le nostre colonie in uso sono questa e questa. Sono tutte allo 0%, però non riesco a capire perché mi dà 2 percentuali diverse. Ci sono 2 percentuali diverse. Allora, io direi questa la richiamiamo. Ci sarà una ribellione? No. E mandiamo tutte e due in Giappone. Questi. E anche il terzo poi lo manderemo in Giappone. Così iniziamo la nostra avventura in Giappone. Così direi che è venuto il momento di chiudere anche questo episodio. In cui abbiamo finalmente preso un pezzo di Savoia. Qui ce n'è voluto di tempo. Se n'è preso anche un po' la Svizzera, che ne pagherà le conseguenze. Probabilmente una bella vassalizzazione è quello che ci vuole per gli svizzeri un po' troppo ostinati, mentre io annetterei la prossima volta direttamente la Savoia, creiamo le ultime pretese necessarie e poi ce la prendiamo. Magari anziché chiudere così, chiudiamo con l'unificazione della flotta. Ma sì. Allora, vediamo un po' di prenderci tutta sta flotta. È morto il francese. Ui, no, 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 no. No! La Francia ci ha presi in odio, perché? No, 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 questo non ce l'aspettavamo e non doveva accadere. Ecco, allora chiudiamo con un evento un po' più temibile degli altri. Perché la Francia ci ha presi in odio? No, non ha senso tutto ciò. È aumentata la frizione di confine?
mi sembra un po' esagerato, anche perché non abbiamo, a quanto pare, non abbiamo espansione aggressiva su di loro. Beh, se vogliono diventare ostili, sappiano pure che li scomunicheremo e ce li conquisteremo. Però, insomma, non mi pare una buona idea questa. Forse ci conviene dichiarare una guerra per evitare che succeda, che rompano l'alleanza, non lo so. Purtroppo dobbiamo aspettare un attimo prima che possa succedere qualcosa. Eccole, e noi non potevamo aspettare invece. Hanno rotto l'alleanza con noi. Come hanno osato? Rompere l'alleanza? Abbiamo già recuperato tra l'altro tutta la manodopera. Ci stupisce molto questo comportamento della Francia. Dopo che è stata succube per secoli e adesso vuole avere una qualche indipendenza. Non è possibile un comportamento questo così sfrontato, no. Avevo fatto una nave in più? Ah no, ecco che arrivano le altre. Guadagno un po' meno per via della flotta pazzesca, che può affondare in un sol colpo quella francese. Però adesso non è il caso di far guerra con la Francia, anche perché i punti militari sono quelli che sono e la tecnologia militare soprattutto è quella che è. Ce l'ha perché ho preso la Savoia. Insomma, questa è la situazione. Con chi mi alleo se non ho più la Francia? La Svezia? Non si sa. Insomma, un evento un po' cioè non è... non era capitato niente finora, non si è capito perché di colpo abbiano voluto... Sono alleati alla Bavaria. Vabbè. Faranno le loro scelte. Se gli sembra che la Bavaria sia così potente, facciano pure l'alleanza con la Bavaria. Io non glielo consigliavo. A sto punto io inizio ad annettermi costoro. Volevo anche prendermi questo vassallo che non arriverà mai. Non gli dispiace nemmeno più che li ho scomunicati. Sti assurdi. Io quasi quasi faccio il matrimonio reale con sti qua. Matrimonio reale. Ha 57 anni. Già. Converrebbe sposarlo per vantaggi. Cioè, di sicuro probabilmente la nostra dinastia prenderebbe piede in Brandeburgo. L'unica cosa, dopo che l'abbiamo scomunicato, vorrebbe comunque sposarci. Allora, l'unica cosa è che poi come faccio a dichiarargli guerra? Cioè, però non possiamo dichiarargli guerra, o riesco a coinvolgere in qualche modo loro, ma sarebbe difficile perché abbiamo anche la tregua. Non riesco in alcun modo comunque poi a vassalizzarli, a quanto ho capito. In realtà non è così impossibile. Vai, proviamo, dai. Facciamo sto matrimonio. Una relazione extra che non urta così tanto. Allora
Allora, ci potrebbe arrivare. Le relazioni. No, military power non contano le relazioni, quindi attitudine amichevole. No. Non basta tutte queste cose. O avviciniamo i confini, ma neanche quello basta. Quindi non si riesce. Però magari avere la stessa dinastia non farà male. E dato che la cosa è molto probabile, perché uno che ha figli a 70 anni non è molto frequente come cosa. No, però abbiamo perso la Francia. Francia. Ma secondo me se gli diamo una bella batosta, no, gli basta. Adesso la rifarebbe. Ah, ok. È impazzita. La Francia è impazzita. Deve farmi capire cosa sta facendo la Francia, perché allora si può scomunicare la Francia in questo momento. Però non è proprio neanche il caso. Vabbè, ci penseremo nel prossimo episodio. Dai, vi saluto con questa strana nuova situazione in cui la Francia è per un attimo ribelle, ma non credo possa combinare granché. Questa che ormai è una potenza secondaria. Poi mi prenderò Genova, mi prenderò... Quando però prima devo finire di integrare questa robaccia. Ah, ma abbiamo già quasi finito, 29. Finiamo nel 29. E allora, presto Genova credo che sarà nostra. Commonwealth, Austria e Svizzera. Svizzera la vassallizziamo. Quanto impiegheremo invece qui ad Algeri? Qui ci impiegheremo un po'. Quante armate abbiamo? Allora, Algeri ci si impiega 23 anni, un po' troppi per i miei gusti. Dobbiamo trovare un modo di aumentare la reputazione diplomatica, credo. Se a qualcuno viene in mente che cosa sta mancando adesso, me lo dica, perché io ero convinto che fossimo più rapidi. L'avorio già lo commerciamo. Il tè, come siamo messi nel tè? Siamo all'8%. Se con questi sarebbe una cosa interessante andare a vedere se commerciassimo a Tsu. Si può? No, non abbiamo province, perciò non si può. È anche giusto. Vabbè, allora continuiamo a Malacca. Dovremmo trovare il modo di prenderci l'avorio perduto. No, il tè perduto. E invece trovare la reputazione diplomatica è il modo migliore è essere imperatori. Wow, giusto due relazioni diplomatiche gratuite si avrebbero. È il modo migliore, più facile per averle. Io non so come dichiarare guerra a sti brandeburghesi. Cioè come prendermeli. Potrei usare il trucchetto dell'alleanza. Mi hanno un po' stufato. Boemia e Olanda comunque. Non vorrei ripetere la guerra. Però io ho la tregua. Magari no, però se attacco io non gliene frega niente la tregua. Però l'Olanda è impegnata adesso, se non altro. Però la Boemia ha le solite alleanze con la Russia. Potrei provare comunque Intanto che dichiaro guerra a sti
sta gente che ho liberato. Qui non ho neanche il casus belli. Me lo procurerò. Me lo procurerò. Voglio conquistare tutti questi senza saperne più niente. Non voglio saperne più niente, insomma. Protettorati Gonzaga. Come osano protettorarsi? Vabbè. Chiudiamo qui. Alla prossima.